Case del Popolo nascono con la funzione di essere un punto di riferimento per chi non riesce ad aggregarsi nell'immediato dopoguerra, organizzarsi, quindi luoghi di organizzazione, eccetera. È chiaro che negli anni 80, con cambi dopo il 77, quindi con tutto quello che è conseguito, cambia la funzione delle case del popolo. Essendo una struttura costruita dagli abitanti, è chiaro che deve esserci un ritorno sul territorio, quindi c'è stato un po' di dibattito sul come fare e quindi si è approdati a questo tipo di soluzione, che è una soluzione diversa perché quando è nato quella Casa del Popolo prevedeva sale da ballo, uffici, bar, eccetera. È chiaro che questa è un'altra cosa. C'è il sindacato dei pensionati che occupa uno spazio dedicato e quindi c'è il PD locale, del circolo locale e il PD dell'Unione e poi fino alle cucine popolari si passa in un'altra saletta alle riunioni di condominio, siamo arrivati anche a dire a messa per gli extracomunitari, ma fa tutto parte di quello che sono le necessità della popolazione, insomma è chiaro che dobbiamo agevolare anche questa possibilità di ritrovarsi, perché sennò si omette una parte anche di funzione, secondo me. Il circolo che ha poi in gestione la struttura riesce a intrattenere alcune relazioni con queste associazioni. È chiaro che il feedback non è così immediato, nel senso che loro poi hanno delle loro strutture e quindi anche, per carità, hanno dei loro meccanismi, però è chiaro che è una porta da tenere aperta perché insomma, è meglio venire a conoscenza prima dei problemi piuttosto che poi doverseli gestire dopo.